vorrei veramente velocemente puntualizzare alcune questioni che mi sembrano importanti. Uno, i conti della Regione del Veneto sono in ordine, lo dice la Corte dei Conti, lo dice lo Stato, lo diciamo anche noi. Aggiungo, e ci mancherebbe anche che non lo fossero, l'assessore sa benissimo che se le regioni sono in disavanzo, cioè scatta il commissariamento, quindi i conti sono in ordine, bene, e ci mancherebbe. Bene anche il recupero del debito. Io non sono contraria a un'operazione di rientro del debito, purché si dica chiaramente che l'operazione finanziaria in cui la nostra Regione è impegnata da diversi anni non è l'investimento ma il recupero del debito che deriva da debiti fatti da questa stessa amministrazione, tanto per mettere i puntini sulle i, ma mi va bene anche il recupero del debito. Mi va bene la velocità dei pagamenti, ottimo dato, ottima performance, magari poi facciamo un po' di attenzione quando facciamo i tabellari, mi riferisco alla polemica di queste ore in riferimento alle opere pubbliche e all'aggiornamento dei costi, ma va benissimo, diciamolo, giustamente l'assessore dice diciamo le cose che funzionano, bene. Bene anche, assessore Lanzarin, che il MEF ci certifichi il perimetro, diciamo la parte di bilancio che riguarda la sanità, poi lei capirà che io non sono un dirigente del MEF, sono un consigliere regionale e pretendo di discutere in consiglio regionale del perimetro sanitario, poi volendo chiamerò anche il MEF per sapere, ma mi va bene tutto. Faccio solo 3 puntualizzazioni perché lei ha voluto giustamente rispondere ad alcune questioni che ha sollevato la Corte dei Conti. Sulle giacenze di magazzino dei 319 milioni di euro, la Corte ha già preso atto delle motivazioni della Regione, perché quando il procuratore fa la requisitoria finale non se le inventa le cose, prima di puntualizzare ha già chiesto la documentazione alla Regione. E quindi il procuratore dice, malgrado mi abbiate spiegato di cosa si tratta, per me quelle rimanenze sono eccessive e lo vedremo tra 5 anni se quelle mascherine saranno avanzate e buttate e risponderanno gli amministratori di fronte alla Corte dei Conti. Come sulle liste d'attesa, assessore Lanzarin, io non mi permetto nella discussione del rendiconto 2021 di contestare a lei le modalità attraverso le quali state recuperando le liste d'attesa, anche perché i cittadini lo sanno quanto stanno in galleggiamento, i cittadini lo sanno che devono aspettare mesi e mesi anche per una prestazione ordinaria. Non serve che glielo dica io ai cittadini che le liste d'attesa in questa regione sono infinite e purtroppo penso che neanche lei li convincerà. La contestazione che la Corte dei Conti fa non è sull'incapacità o meno di recuperare le liste d'attesa, ma collegata al bilancio vi dice se nel 2020 avete tenuto fermo, e sono tuttora fermi, 20 milioni di euro che il governo vi ha dato perché dovevate, attraverso il pagamento di prestazioni straordinarie ai medici, ridurre le liste d'attesa, e nel 2020 quei 20 milioni non li avete spesi perché voi avete detto alla Corte dei Conti non c'è personale sul mercato assumibile, la Corte dei Conti vi dice ma perché nel 2021 bloccate, impegnate altri 20 milioni che verosimilmente non potrete spendere per le stesse ragioni del 2020. I 20 milioni del 2020 che il governo vi ha dato, poi non vi rimborserà, non vi avrà ancora rimborsato le spese straordinarie, ma se nel 2020 io le do 20 milioni e lei se li tiene in tasca anziché spenderli, la Corte dei Conti le chiede perché non li hai spesi e soprattutto perché nel 2021 te li rimetti in tasca senza spenderli? È il vincolo della spesa che voi avete mantenuto tenendo i soldi nel cassetto anziché utilizzarli per altro. E anche qua solo perché lei ha risposto, guardi che la Corte dei Conti ve lo dice chiaramente rispetto all'assicurazione sul danno sanitario, che quello schema è stato replicato, ma testuali parole del procuratore generale della Corte dei Conti, nonostante la riduzione del premio assicurativo da 14 a 10 milioni, non sembra eliminato il macroscopico ed ingiustificato sbilanciamento in favore
della compagnia assicurativa in merito alla rilevata questione, la Procura si riserva di effettuare i relativi adempimenti. Questo lo dico perché non sono io il procuratore della Corte, risponderete. Ma al netto di questo, i problemi della sanità ci sono, non li affrontiamo oggi col rendiconto, le liste d'attesa ci sono, la fuga dei medici da questa regione, del sistema sanitario regionale c'è, la desertificazione della medicina territoriale c'è, spiegherà quando sarà il momento le ragioni di questo. Quindi mi va bene tutto, mi va bene i conti in ordine, il recupero del debito, la velocità dei pagamenti, il perimetro sanitario, tutto perfetto. Ma la mia domanda è: e poi? Una volta che i conti sono in ordine, che ripaghiamo i debiti, che il MEF mi dice che spendo bene le risorse nella sanità, e poi cosa succede a questa regione? Perché guardi, Assessore, io e il collega Zanoni siamo perfettamente d'accordo, forse ci siamo spiegati male, che servono investimenti, ma ne servono di più e fatti bene. Lei non mi può dire, o meglio non mi convince se me lo dice, che nel 2021, nel 2022, in un mondo che cambia, con il Veneto, le imprese venete, i cittadini veneti che dovrebbero essere collegati al resto dell'Europa, lei non mi può convincere che l'infrastruttura del futuro del Veneto è una superstrada che collega Vicenza e Treviso. Ma dovremmo andare in Baviera, a Parigi, il Brennero. Ma le pare che il Veneto e le imprese del Veneto vinceranno la competizione andando da Vicenza a Treviso? Ma sul serio? Giusto, la consigliera Rizzotto ci mette 20 minuti in meno a venire in consiglio, ma la competizione di cui hanno bisogno le nostre imprese davvero, secondo lei, è l'infrastruttura del futuro rappresentata dalla Pedemontana? Non sono convinta, onestamente. Mi citi anche la Jesolo Mare e capirà, e si capirà, la sproporzione tra le ambizioni di questa regione e le idee di chi la amministra, la differenza. Investimenti, dicevamo, ne servono di più e fatti meglio. Il dissesto idrogeologico, ad esempio. Questa regione presenta rischi crescenti in riferimento al cambiamento climatico. Cambiano le prospettive di investimento di fronte a ciò che accade nel mondo e il Veneto è per definizione una regione fragile per questioni morfologiche, l'assessore Bottaccini lo sa meglio di me. Allora a me va benissimo che quando viene giù un pezzo di ghiacciaio della Marmolada il presidente Zaia con la maglietta del Genio Civile vada in sopralluogo, ma quei fenomeni lì saranno sempre più frequenti all'interno di un mondo che sta cambiando dal punto di vista climatico. Vogliamo intervenire dopo che è successa la tragedia della Marmolada o cominciamo a programmare degli investimenti che tengano conto dell'impatto che i cambiamenti climatici avranno ovunque e qui in particolare? La transizione energetica, Assessore, come la governiamo in una regione ad alto tasso di industrializzazione e dunque fortemente energivora? Ci mettiamo le pale eoliche come in Puglia? Non credo. A che punto siamo? E se l'obiettivo è il polo all'idrogeno, le chiedo, ma in che mondo si vive con un progetto bello ma che non sarà mai preso in considerazione perché arriva tardi rispetto a quelli che hanno già avanzato gli altri? Gli ho chiesto: e poi cosa facciamo? I servizi ai cittadini in questa regione che di lavoro ce n'è, io le ho segnalato che si sta trasformando sempre più frequentemente, qui come da altre parti, il lavoro precario. E la risposta, che è colpa del reddito di cittadinanza, per me non è sufficiente. Non è sufficiente. Non che non sia una delle questioni, ma se siamo una regione che ha fatto del lavoro e dei lavori la cifra del proprio successo, non possiamo, come dire, subire senza reagire il fatto che in questa regione il lavoro è sempre più precario. Tant'è che l'incrocio tra domanda e offerta qui più che altrove è sempre più difficoltoso. E noi cosa facciamo? Ci lamentiamo che c'è il reddito di cittadinanza? Questa è la risposta del Veneto ai problemi del lavoro. Le ho posto il tema del lavoro femminile.
non soltanto perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore, ma lei lo sa che il Veneto, tra le regioni del nord-est, è quella che ha la minor disponibilità di servizi per l'infanzia e ha costi maggiori? Allora, se io le dico che in questa regione c'è un problema di occupazione femminile, lei non mi può rispondere che è una questione che riguarda il reddito di cittadinanza. Servono più servizi all'infanzia, altrimenti le donne non possono lavorare, e per aprire e costruire nuovi asili nido non ci si mette 3 minuti, serve progettazione e programmazione. E se le chiedo, e poi, dopo aver pagato i debiti e recuperato e messo in ordine i conti, e se le chiedo cosa facciamo per le nostre imprese, guardi Assessore, mi può parlare dei flussi turistici fino a domani mattina, sono una fan del turismo, ma in questa regione, quando si parla di impresa, si parla di manifattura, e lei davvero, di fronte a un'economia che si ferma, che rallenta rispetto alle previsioni, con le esportazioni che vanno in difficoltà, con le imprese che non riescono ad approvvigionarsi delle materie prime, lei a quelle imprese spiega che il turismo nel 2022 avrà recuperato i livelli del 2019? Bene, mi sembra una risposta poco credibile, limitata, quanto meno. Ecco, e chiudo davvero. Io credo che noi, se vogliamo rendere la discussione attorno ai numeri di bilancio un po' utile, dovremmo discutere di questi temi, perché altrimenti, voglio dire, diventa un fascicolo così grande di numeri, di relazioni, che ci portano poco lontano. E quindi il giudizio rimane esattamente quello che ho dato prima: conti in ordine, debiti ripagati, ma assolutamente insoddisfacente l'impianto rispetto alle sfide che il Veneto, e non solo il Veneto, ha davanti. Devo dire che anche le risposte date mi sembrano non adeguate.